Dopo giorni di navigazione incerta tra flutti minacciosi, la flotta dell'eroe scorge una sagoma possente all'orizzonte. È Stromboli, la roccaforte fiammeggiante del dio Eolo, signore dei venti. Le imbarcazioni toccano finalmente la terraferma. L'atmosfera è carica di un'energia primordiale, tra rocce scure modellate dal fuoco e il suono incessante delle onde. Guidato dal proprio destino, l'eroe risale i pendii dell'isola. Di fronte a lui si aprono le imponenti porte naturali del regno sotterraneo del dio. Accolto con grande generosità, l'eroe viene condotto al cospetto di Eolo, sovrano dei venti, che siede circondato dai suoi 6 figli e 6 figlie in un banchetto di regale splendore. Per 9 lunghi giorni, Eolo ascolta con attenzione i racconti delle peripezie dell'eroe, provando profonda compassione per il suo lungo viaggio di ritorno verso casa. Desideroso di aiutare il coraggioso viaggiatore, Eolo decide di compiere un gesto straordinario: svelargli i segreti che governano i respiri del cielo. Il dio prende la pelle di un bue di 9 anni, robusta e incorruttibile, e vi sigilla dentro le furie impetuose di tutti i venti contrari, lasciando libero solo Zefiro. «Ecco il tuo salvagente», pronuncia Eolo consegnando l'otre. «Tutti i venti sono imprigionati qui dentro. Solo il dolce Zefiro soffierà per spingerti sicuro verso la tua patria». Con il cuore colmo di nuova speranza, l'eroe corre dai suoi uomini e custodisce gelosamente il prezioso carico al centro della nave ammiraglia. La flotta riprende il mare sotto un cielo terso. Un vento leggero e costante, docile al volere divino, spinge dolcemente le carene lontano dalle coste eoliane. Giorni e notti trascorrono in una pace mai vista prima. L'eroe non lascia mai la presa sul timone, vegliando giorno e notte con l'otre sempre a portata di mano. Finalmente la meta tanto agognata appare all'orizzonte. Il viaggio sicuro promesso da Eolo sta per compiersi, protetto dalla magia del dio dei venti.